Al web point di QDP News ad Artigianato Vivo abbiamo un ospite d'eccezione, Patrizia Laquidara. Ciao. Patrizia, tu sei siciliana di origini e veneta d'adozione. Nella tua musica ha inciso di più la Sicilia o il Veneto? Ma credo tutte e due. La Sicilia perché è comunque sempre stato una terra che mi è rimasta dentro, anche quando ce ne siamo andati, io avevo 4 anni, quindi ero molto piccola, mi ha dato questo senso di non avere radici in un posto, in un posto soltanto, e quindi forse il fatto di essermene andata così tanto presto da una terra che comunque io ho sempre sentita come appunto la mia terra natia, l'ho sentita come veramente dentro di me, mi ha dato anche la possibilità di la voglia di andare a curiosare in tanti luoghi diversi, e io di solito mi muovo sempre portata dalla musica, mi muovo anche nei viaggi perché voglio andare a sentire della musica diversa, e quindi forse il fatto di non essere così tanto radicata in un posto mi ha dato la possibilità appunto di andare a curiosare da altre parti. Sicuramente ha inciso anche la musica, il mio essere veneta, il mio abitare in Veneto, perché poi nel 2011 ho inciso un album che si chiama Il canto dell'Anguana, che riprende proprio il dialetto altovicentino e riprende anche una leggenda che si incontra spesso nell'Alto Vicentino. Si dice poi che una terra può essere abitata soltanto dopo che la si è cantata, e quindi forse è stato anche un po' quel processo che mi ha portato a cantarla. Beh, tu non sei soltanto cantautrice, sei anche attrice, scrivi, ma la tua carriera è decollata dopo Sanremo Nuove Proposte. Lì hai vinto il premio dedicato a Alex Baroni. Com'è andata? E il premio della critica e il premio Alex Baroni, sì, è andata bene, è stato, Sanremo è arrivato per me improvvisamente, era una cosa che io non avevo messo in programma, diciamo, non in quel periodo lì. E invece mi è capitato di vincere prima Recanati, e poi Recanati è stato proprio la porta d'accesso che mi ha portato a Sanremo, ed è stato per me importantissimo Sanremo perché mi ha dato una visibilità che altrimenti non avrei potuto avere, anche se poi devo dire non ho cavalcato l'onda di Sanremo perché avevo bisogno comunque di tirarmi un po' da parte, di capire che cosa era successo, di capire dove io volevo andare con la mia musica e che cosa volevo fare. Quindi il disco è uscito molto dopo, è uscito forse 7 mesi dopo, che è una cosa molto, molto particolare per Sanremo, di solito tutti hanno già il disco pronto. Ecco, quindi è stata un'esperienza sicuramente fondamentale per me, importantissimo, a Sanremo devo molto, però poi appunto non c'è stato solo Sanremo, c'è stato anche molto altro. Sì, ho visto, c'è tantissimo dell'altro, ma mi toglie una curiosità. Manuale d'amore. C'è una bellissima canzone, l'hai fatta tu. Ma chi è stato a chiamarti? Veronesi o Verdone direttamente? No, no, è stato Paolo Bonvino che ha composto la canzone e che ha chiamato me per cantarla e per scrivere il testo. E quindi Paolo Bonvino è un amico, è un grande compositore di film e non solo, e quindi sì, il contatto è venuto per questo. Progetti e sogni nel cassetto di Patrizia Laquidara? I sogni del cassetto sono tantissimi, riguardano la musica, poi non riguardano soltanto la musica. I progetti sono quelli di fare un prossimo disco, quello di continuare a scrivere i racconti, perché ultimamente scrivo racconti, sono anche racconti che leggo nel palco quando faccio i concerti, e quindi di pubblicarli, di scrivere anche poesie, insomma la scrittura è entrata eh, nella mia vita abbastanza prepotentemente. Chiaramente poi la musica rimane la prima cosa. A me piace molto collaborare, curiosare in altri contesti, collaborare con gente che stimo, e per fortuna questo mi succede spesso. Ecco, ho la fortuna di collaborare con gente che stimo molto. E poi, appunto, come ho detto, la prima cosa è fare il disco nuovo. Disco nuovo, che ci dai qualche notizia in anteprima? Io ho tantissimi brani, è un disco che sto aspettando di fare da, guarda, credo almeno 3 anni. Ci sono tantissime canzoni in cantiere, tantissime idee di arrangiamenti, di disco.
Io penso spesso che quando farò un disco lo farò doppio perché ho poco tempo per fermarmi e per pensare proprio a questo progetto, per mettermi lì, scrivere, perché il lavoro su un disco è un lavoro lungo di solito. Beh, per fortuna sono sempre stata in questi anni molto occupata nei live, nelle collaborazioni, nel fare cose nuove, progetti live nuovi e quindi spesso mi ritrovo con poco tempo per pensare appunto al mio disco, però tutto il materiale c'è, devo solo ritagliarmi un pezzettino piccolo di tempo, un pezzettino di tempo e cominciare e farmi trascinare da questa nuova avventura. Patrizia, sono sicuro che ci rivedremo a Cison, non so se tornerai come cantante, se tornerai come attrice, se tornerai come scrittrice, ma Io penso che tornerò sempre come cantante, sì, è la cosa che più amo fare. ti aspettiamo. Grazie, grazie.